di alzare la testa, perché penso che questo sia il momento giusto. Qualcuno ogni tanto dice ma il PD cerca il dialogo con la Lega. No, noi cerchiamo di ristabilire un dialogo con l'elettorato della Lega, che è stato ingannato in questi anni da una classe dirigente che ha tradito tutte le motivazioni nascenti di quel momento. Molte delle quali io non ho mai condiviso, ma in alcune ci poteva essere anche un'ispirazione con la quale incrociarsi. Ma mi domando che fine ha fatto la loro sbandierare la legalità, visto che sostengono il governo più corrotto della storia del Paese. Giorno fa potevano sempre dire che loro sostenevano Berlusconi via Tremonti, adesso voglio sapere se possono ancora passare per via Tremonti dopo quello che è successo questi giorni. Una cosa di una gravità inaudita che il Paese sta pagando con la fibrillazione nelle borse. Che fine ha fatto la legalità, visto che sostengono il governo della cricca? Il ministro degli interni che si vanta di aver messo in galera tanti esponenti della camorra e della mafia e prendendosi i meriti dei magistrati e delle forze di polizia, dei magistrati comunisti e delle forze di polizia senza gasolio e benzina per le macchine, ma che catturano ugualmente i camorristi e che poi sostiene gli esponenti come il ministro Romano che ha rinviato a giudizio per mafia, come il Cosentino che sta in Parlamento con una richiesta di arresto come esponente della camorra. Dove è finita la legalità della Lega? Dove è finita la sicurezza, visto che si accaniscono con gli immigrati e votano le amnistie nascoste delle leggi antipersone?